Playtime. Basta ragazzi, ora fermi, che adesso fate tutto sto baccallo, poi dico una battuta e non ridete. Allora, per la serie di nuovo di un'originalità Playtime, parleremo questa volta di uscire e andare al cinema. Voi andate al cinema, non so cosa andate a vedere. Lì c'è il reparto maniaci, tutto luce rossa, e cose da fare. Io se vado al cinema, e qui bisogna che mi seguiate per cortesia, vado a vedere solo film di grandi registi. Vado a vedere film, non so, di Fellini. Ecco, Fellini non si discute. O c'è qualcuno che ha a dire qualcosa qua? Walt Disney con Fellini? Più o meno. No, Fellini è stato il massimo nella cinematografia mondiale, conosciuto in Giappone. Che vuol dire Fellini? Fellini ha fatto 8 e mezzo, Casanova, Giulietta degli Spiriti, Prova d'orchestra, Amarcord, adesso La nave va, ha fatto delle cose Fellini che per me la deve smettere. Ma sai com'era lì? Com'era ridotta la gente dopo che aveva visto un film di Fellini? Entravano al cinema, avevano 20 anni, uscivano 82 già con le vene varicose. Perché poi sei lì che guardi il film, non capisci niente, assolutamente. E c'è sempre uno vicino a te che ti dice, bellissimo, ho capito tutto. Che ti fa sentire un imbecille. Allora io mi vado a vedere i miei film, quelli che riesco a capire. Non so, film mitologici che sono il mio massimo. Non so, Maciste. Ho visto... Maciste, c'è stato un film Maciste nella Valle dei Farmacisti, che era... Sapete, Maciste Maciste è il bene che lotta contro il male che vince. È la favola, però è bello. Una volta c'era Steve Reeves, ve lo ricordate, quello col pizzetto? Adesso ci sono dei macisti, ho visto, vanno a vedere dei macisti. Ho visto uno che era uguale a Giacomo Rondinella con la cellulite. Sai come iniziano i film di Maciste? C'è lui sempre in minigonna, perché se avesse il cappotto non lo riconoscerebbe nessuno. Vabbè, è sempre in minigonna, che fa? Pieno di cocomeri, sai come? Dov'è un'ingiustizia? Dov'è un'ingiustizia? Perché lui ha successo con le ingiustizie, come Enzo Tortora, no? Dov'è un'ingiustizia? Passa una a cavallo, Maciste, là c'è un'ingiustizia, vado. Arriva là e in tutti i film c'è la regina di Sabba, con 3B, perché sempre su un lettino così, con 3 negri, che fanno, sai, con le piume di struzzo, era l'aria condizionata del tempo. Arriva, la regina vede Maciste e fa, sono anni che aspettavo questo momento, no? E i consiglieri della regina, no, stai attenta Maciste, regina. I consiglieri in tutti i film di Maciste erano Ubaldo Lai, Arnoldo Foà ed Ernesto Calindri. Che Ernesto Calindri, vi giuro, che Ernesto Calindri aveva 20 anni ed era già uguale a un carciofino. Ubaldo Lai, invece del gonnellino romano, aveva un impermeabilino. E gli dicevano, non ti fidare di Maciste, regina. E invece la regina gli diceva, Maciste, bevi alla coppa dell'amicizia. E Maciste, no, c'è la droga. Bevi alla coppa dell'amicizia, no, c'è la droga. Bevi, vabbè, un sorsino, cadeva drogato. E in tutti i film lui si risvegliava. Sai, drogato, si risvegliava e diceva, dov'è la regina? E si trovava tirato di qua da 20 cavalli, di qua e 20 di qua. E dice, ma come? 10 minuti prima ero lì con questa qui, adesso cosa fanno sti cavalli? E comincia. E i cavalli... E lui... Ho visto io in un film che a un certo momento il capo dei cavalli si leva le briglie, basta! Non ce la faccio, guarda che garretti magri mi sono diventati. Metteteci un trattore a questo disgraziato, che lo spapoliamo. Ciao, mi dispiace, il tempo più breve. Ragazzi, una massima che è coerente con quello che ho detto. La loggia è uguale per tutti, Licio Gelli. Ciao a tutti.